Un 45enne è entrato in un locale di Piazzale Roma all'ora di pranzo minacciando il cassiere con un coltello e due uomini di 19 e 53 anni colti in flagrante all'altezza di Santa Fosca mentre aprivano la cerniera della borsa di un'anziana turista. Sono 3 gli arresti compiuti nelle ultime ore dalla polizia locale di Venezia, una piazza che nei periodi a forte richiamo turistico si conferma particolarmente calda soprattutto per i borseggi. Il nuovo regolamento di sicurezza urbana varato dal Comune ha ulteriormente inasprito le sanzioni anche sul versante tutela del decoro, introducendo il DASPO urbano, già peraltro applicato poco dopo la sua approvazione. Per il momento sono state abbastanza diversificate, abbiamo avuto i scatolettisti, abbiamo avuto la prostituzione e i suoi clienti, abbiamo avuto anche questioni di spaccio, anche questioni di decoro e queste sono le ragioni per cui è stato applicato il DASPO. Quindi un turista cafone. Anche il turista cafone, certo, non rispettoso della città, diciamola così. Con decine di milioni di visitatori all'anno a Venezia che si sommano alle ordinarie problematiche da risolvere dalla laguna alla terraferma, il controllo del territorio è un campo estremamente vasto che ha bisogno di continui aggiornamenti. Ed è un work in progress proprio perché avevamo mantenuto una determinata linea, l'avevamo promesso e avevamo raccontato appunto ai nostri cittadini che con il nuovo regolamento che è stato messo a mano dopo 32 anni, avremmo inserito anche quello che era il famoso provvedimento del DASPO urbano. In questo senso si sta lavorando e naturalmente lavorando sempre con il buon senso dell'applicazione del provvedimento stesso.